Buongiorno da Murano, altra operazione della Guardia di Finanza grazie all'utilizzo dell'elicottero. Sono state infatti scoperte e sequestrate 2 aree per un totale di 1000 metri quadrati con 200 metri cubi di rifiuti abbandonati, tra cui Eternit e altri materiali pericolosi. Gli uomini del reparto operativo aeronavale delle Fiamme Gialle hanno denunciato il proprietario. Durante le attività di controllo del territorio i finanzieri hanno notato in località Sacca Serenella un edificio in fase di ristrutturazione, quindi da poter utilizzare per la produzione e la lavorazione del vetro artistico con del materiale abbandonato. Una ricognizione con l'elicottero ha permesso di individuare la presenza poi di amianto e quindi ulteriori controlli hanno portato alla scoperta di un'ingente quantità di rifiuti speciali pericolosi nonché di rifiuti urbani ingombranti, il cui deposito era incontrollato, non autorizzato. Il responsabile dell'area dell'edificio da cui proveniva il cemento amianto è stato denunciato all'autorità giudiziaria e i controlli da parte delle Fiamme Gialle attraverso l'utilizzo dell'elicottero stanno continuando. Da Murano è tutto, restituisco la linea allo studio.